Le Vie degli Artisti è un nuovo progetto targato IPA e ci può spiegare dal punto di vista pratico in che cosa consiste, da quanto tempo ci lavorate e quali sono gli obiettivi che sperate di raggiungere? Sì, a dire il vero il progetto è nato circa 3 anni fa, diciamo su spinta di un contributo del Ministero del Turismo e è stato sviluppato in una prima fase in lingua italiana e è stato rilasciato lo scorso anno. Ad oggi invece c'è stata la presentazione dello stesso progetto in lingua inglese per avere una platea più ampia, soprattutto legata all'aspetto turistico. Questo progetto consente sostanzialmente di vedere quelle che sono le opere del nostro territorio, opere particolari e non sempre opere diciamo di primaria visibilità, perché si vanno ad analizzare anche opere magari meno evidenti, meno note, meno conosciute, ma che hanno veramente dei pregi considerevoli. Chi ha curato questo progetto ha avuto anche l'accortezza di vedere le particolarità di queste opere, magari non nel loro insieme, ma in un punto specifico, e soprattutto ha cercato di vedere quelli che sono gli aspetti legati al territorio, perché l'input dato dall'IPA inizialmente era che fosse un progetto legato al territorio in qualsiasi forma, che fosse un progetto di cui opere fossero visitabili per il maggior tempo possibile, perché spiegare un'opera va bene, ma l'obiettivo principale del progetto è portare le persone a visitarla di persona, e perché questo possa essere fatto è chiaro che le opere devono essere in una stanza, in un luogo aperto al pubblico per molto tempo. Molti comuni hanno scelto appunto dei capitelli, delle chiese e delle opere di campanili, ecco perché queste installazioni sono sostanzialmente sempre visitabili. Detto questo, a me fa particolarmente piacere che il progetto non si sia fermato nella prima fase, perché come accade a volte, finché ci sono i soldi di un contributo si fa il progetto e poi si ferma, ma invece questo ha avuto un suo seguito e mi auguro che abbia un seguito anche in futuro, perché ogni comune può decidere di ampliare le opere del comune stesso a seconda delle proprie esigenze. Alcuni comuni già lo hanno fatto, perché dimenticavo di dirlo, ma ogni comune siamo partiti con un'opera per comune, adesso alcuni comuni ne hanno fatto 2, altri comuni ne hanno fatto 3, ecco mi auguro che qui ci sia un ampliamento e una continuità del progetto che possa durare negli anni. Parlando di cifre, insomma, questo progetto che cifra ha richiesto e insomma in che termini? Ci sono stati contributi, finanziamenti? Allora, il progetto iniziale è costato 60.000 euro, di cui circa 50.000 euro finanziati dal Ministero del Turismo. Questa seconda progettualità invece deriva da fondi IPA e per un importo complessivo di 20.000 euro.